Bene, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, benvenuti in questa bellissima sede Palazzo Ferrofini qui a Venezia, una delle città più belle del mondo, per la presentazione di Ride Dreamland, una manifestazione che ormai lo sappiamo è articolata su più giorni, un gruppo, quello di PP Sports Events, che è diciamo in pista, sulle strade, sugli sterrati, insomma ciclismo a 360 gradi, già da 5 anni, tutto è iniziato nel 2020, è stato un sogno che prosegue grazie a quello che è un po' il progetto lungimirante di Filippo Pozzato, tra poco lo andremo a presentare. Quest'anno c'è qualcosina di più che bolle in pentola, ci saranno 4 eventi, i 4 eventi li vedete già sintetizzati alle mie spalle sul LED wall, 4 eventi, uno dei quali però si va addirittura a sdoppiare, si partirà col Giro del Veneto che quest'anno ha la grandissima novità della Veneto Women. Ci sarà poi la Serenissima Gravel che strizza l'occhio ovviamente agli amanti degli sterrati in questa new vaga maschile e anche femminile del ciclismo che abbraccia appunto le strade bianche. Poi ancora la Veneto Go legata invece un po' al mondo più amatoriale, alla scoperta dei territori e dei sapori, e si chiude alla grande con la Veneto Classic nella sua sede più naturale, cioè quella della città di Bassano. Però non voglio andare a rovinare quelle che sono le sorprese e il progetto di Ride Dreamland 2025. Invito immediatamente sul palco un personaggio, una persona, un politico che ci ha aiutato tantissimo sin dalla primissima edizione, crede tantissimo nel ciclismo, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Vicepresidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Ciambetti. Possiamo fare l'applauso, grazie. Buongiorno. Assolutamente non serve l'applauso e un buongiorno e un benvenuto a tutti alla presentazione della edizione 2025 Ride the Dreamland, kermesse sportiva che per gli appassionati delle due ruote chiude la stagione ciclistica, peraltro con la firma inconfondibile da PP Sport Events. Didier Tronchet, giornalista francese, autore del piccolo trattato di ciclosofia, afferma che dall'alto della bicicletta il mondo è diverso. Innanzitutto proprio grazie all'innalzamento del punto di vista, il ciclista è indiscutibilmente fuori dalla mischia. Busto eretto, mento in alto, il ciclista fluttua al di sopra della moltitudine senza disprezzo, ma senza nemmeno curarsi delle desolanti contingenze della terraferma. Mi sembra una descrizione particolarmente felice e calzante per Ride the Dreamland, che contiene nel nome il senso di un progetto che innanzitutto è frutto di passione, pedalare nella terra dei sogni, facendo del Veneto una terra non certo idealizzata, ma piuttosto ideale, non solo a livello sportivo, ma anche sociale, culturale e turistico. Il Veneto è la terra in cui i sogni si possono realizzare, in cui si può vivere l'emozione di percorrere le stesse strade, le stesse tappe delle grandi competizioni e dei grandi campioni, vivendo l'emozione di panorami che hanno fatto la storia dello sport. Queste emozioni sono la chiave per scoprire nuovi paesaggi, nuove città, nuovi punti di vista. Il ciclismo è innanzitutto una passione ed è proprio questa spinta propulsiva, al pari di quella dei muscoli, che spingono sui pedali ad accendere curiosità, voglia di scoperta e di interesse. Pochi sport sono in grado di unire impegno fisico, paesaggi e cultura. Il ciclismo lo fa in modo pulito. Il motore della bicicletta è chi è in sella e ogni ciclista è autore delle proprie corse, decidendo come viverle. Da anni Ride the Dreamland è un punto fermo nella storia del ciclismo e del ciclismo in Veneto. Dal Giro del Veneto alla Serenissima Gravel, ricordiamo la prima gara professionisti fatta proprio nel settore gravel qui da noi, grazie a Pippo, fino alla Veneto Classic. Questa kermesse rende omaggio alla nostra regione, rappresentando il riferimento di eccellenza per aziende, enti e appassionati di tutto il mondo. Non posso appunto che ringraziare l'amico Filippo Pozzato, i sindaci del territorio che sono sempre a fianco ai momenti importanti dello sport, a Chechin che rappresenta la federazione in maniera autorevole e importante, ma soprattutto a tutti gli appassionati, a tutti gli sportivi di realizzare i propri sogni su due ruote. Quindi anche quest'anno mi auguro giornate di grande spettacolo e con campioni che sapranno sicuramente onorare le gare che si faranno in Veneto. Grazie e buona continuazione.
Grazie a lei, grazie a Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale Veneto e lo ricordiamo Vicepresidente della Lega Ciclismo Professionistico. A proposito di Lega Ciclismo Professionistico non è presente ma ci ha lasciato un videomessaggio il Presidente appunto che è Roberto Pella. Allora con l'aiuto della regia andiamo a vedere il messaggio del Presidente della Lega Ciclismo. Buongiorno a tutti, mi dispiace oggi non essere con voi in una meravigliosa terra qual è quello del Veneto, in una delle città più belle al mondo, Venezia. Ma permettetemi innanzitutto di ringraziare colui che ci consente oggi di essere qui, che ci consentirà di vivere delle giornate memorabili, che è l'amico Filippo Pozzato. Un grande professionista, un grande corridore, uno che ha vinto delle importanti corse, ma anche direi un grande organizzatore. Una persona che ha passione, che ha cuore, che ha testa, che ha innovazione. È una figura che ho avuto modo di conoscerla in questo anno da quando sono presidente della Lega Ciclismo Professionistico. È una persona che apprezzo perché fa non solo del passato, del presente ma anche del futuro quello che è l'evoluzione del mondo del ciclismo. Naturalmente oltre che salutare Filippo, naturalmente saluto anche il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e saluto ovviamente anche il Vicepresidente della Lega del Ciclismo Professionistico, l'amico Roberto Ciambetti, anche perché Ciambetti ha questo doppio ruolo, un po' come lo io, di essere un rappresentante delle istituzioni e nello stesso tempo di essere Vicepresidente della Lega del Ciclismo Professionistico. Ringrazio naturalmente anche colui che rappresenta la federazione oggi durante questo importante incontro, anche perché con lui sono presenti tanti amministratori comunali, tanti sindaci, tante figure del panorama politico e istituzionale della Regione Veneto, così come anche ringrazio tutti gli sponsor che sono importanti e fondamentali in quello che è l'aiuto e il sostegno nel promuovere e organizzare iniziative come quelle che Filippo ci presenterà. Giro del Veneto e Veneto Classic, oltre anche altre tante corse che non fanno parte del professionismo ma che Filippo organizza, partendo da comuni meravigliosi con arrivo in altrettanti comuni fantastici come Verona e Bassano del Grappa. La Lega del Ciclismo Professionistico in questo anno sta dando un grosso contributo, un grosso aiuto non solo dal punto di vista economico, perché sicuramente forniamo quella che è la diretta RAI, attraverso lo sport andiamo in Eurovisione, quelli che sono servizi importanti che Filippo aveva già messo in campo ma che per molte corse erano essenziali, come il podio LED, l'arco LED, quello che è un'innovazione che va sempre più verso lo standard dei più grandi giri mondiali, da quello Giro d'Italia, il Tour de France o la Vuelta stessa. Ma soprattutto credo che la più grande innovazione di questa Lega del Ciclismo sia quella di aver stretto un legame che mai nessuno aveva fatto nel mondo istituzionale, in primis con la Conferenza delle Regioni, dove ne fa parte ovviamente il Presidente Zaia, che saluto e abbraccio anche per il grande lavoro che ha sempre fatto a favore del ciclismo e della Regione Veneto. E quindi avere la Conferenza delle Regioni come nostro partner insieme alla Lega del Ciclismo Professionistico fa sì che questa Coppa Italia delle Regioni sia innovativa, soprattutto perché mette i territori al centro di quella che è l'azione. Con noi abbiamo poi 4 ministeri importanti e fondamentali. Il Ministero dell'Economia, rappresentato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, a cui do il mio più sincero grazie per aver sempre sostenuto queste iniziative, anche perché anche lui è un amante della bicicletta, un amante dello sport, ma soprattutto un uomo del fare. Ringrazio poi il Ministro dello Sport, amico Andrea Bodi, perché sport e giovani sono 2 tasselli importanti e fondamentali della Coppa Italia delle Regioni, così come il Ministro del Turismo, la nostra Ministra Daniela Santanchè, perché ha sempre promosso attraverso lo sport quello che è il valore del turismo e di far conoscere i nostri territori, perché oggi il ciclismo è l'unico sport veramente che in qualche modo porta all'interno delle case quelle che sono le bellezze storiche, paesaggistiche e naturalistiche del nostro paese e del territorio. Ed infine il Ministro Eugenio Roccella, Ministero delle Pari Opportunità, che è un partner per noi prezioso e importante, perché lo voglio dire con grande soddisfazione, oltre ad aver istituito la Coppa Italia delle Regioni maschile e femminile, abbiamo equiparato il Montepremi, un Montepremi che vede le donne per la prima volta nella storia dello sport mondiale essere equiparate a quello degli uomini. Credo che sia una scelta importante, una scelta dovuta, le parole non vanno professate ma vanno applicate, noi abbiamo voluto veramente dare parità di trattamento
in questo progetto che, devo dire, ha riscosso grande successo a livello internazionale e nazionale, e in modo particolare dal governo stesso, oggi rappresentato proprio da una donna che è la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Infine, caro Pippo, ti ringrazio anche per aver messo in piedi la corsa femminile. So con grande fatica, con grande impegno, ma credo che noi sia doveroso e importante che, oltre a sostenere le nostre corse importanti, storiche, come Veneto Classic e Giro del Veneto, ma dobbiamo aprirci a quello che sono il mondo femminile, che oggi veramente ci dà delle belle soddisfazioni in quello che è il quadro internazionale. Quindi vi abbraccio, vi ringrazio, naturalmente viva le corse venete, ringrazio ancora una volta l'amico Filippo Pozzato e tutta la sua squadra fantastica, eccezionale nel promuovere questa cosa. Abbraccio naturalmente il mio vicepresidente, l'amico Roberto Ciambetti, e ancora un sincero grazie a tutti voi, a tutti gli sponsor, a tutti i colleghi sindaci e amministratori, e in modo particolare un abbraccio forte a Luca Zaia, che veramente è stato un grande presidente, lo è e lo sarà sempre, perché ha sempre portato nella sua regione ad avere un grande sviluppo lo sport e in modo particolare il nostro amato ciclismo. Bene, queste erano le parole del nostro presidente della Lega Ciclismo Professionistico Roberto Pella. Di fatto ha ringraziato più volte l'uomo che è al timone della PP Sports Events, il CEO di PP Sports, Filippo Pozzato. Vincitore di una Sanremo, 2 tappe al Tour, una tappa al Giro, protagonista al Fiandre, al Roubaix. Mi fermo qui con il palmarès. Filippo, quest'anno ci sono tante cose nuove, tante novità a partire proprio dalla gara al femminile, la Veneto Women. Ma sì, diciamo che quest'anno la cosa più importante è quello di aver portato all'interno di Rider Dreamland un nuovo evento, quello della Veneto Woman. È un evento che da tanto che ci parlavamo, noi all'interno di PP ne parlavamo già dal primo anno, dal 2021, di fare questo, poi insieme alla Lega Ciclismo e soprattutto insieme alla Regione Veneto, che su questo crede molto, il Presidente Ciambetti e anche il Presidente Zaia hanno fortemente voluto questo, quindi un grazie va sicuramente a loro. Poi come diceva Pella, sicuramente ci sono tantissime difficoltà nell'affrontare tutte queste corse, verranno fatte su una città come Verona molto complessa, su una giornata di lavoro, quindi ringraziamo fin da ora il Comune per tutto quello che sta facendo per mettere in piedi questi 2 grandissimi eventi, e soprattutto tutti quelli che lavorano dietro le quinte, quindi la Polizia Municipale, che avrà da fare per tutta la giornata, anzi per 24 ore, perché veramente ci sarà da fare dalla notte prima. Quindi un ringraziamento forte va sicuramente a loro e a tutti gli sponsor. Poi, come dicevi te, sì, Pella ha ringraziato me, ma non sono solamente io davanti a PP ci sono io, ma dietro c'è tanta gente che lavora e che tutto il giorno fa sì che tutti questi eventi si possano realizzare. Sembra molto facile da fuori, ma è veramente tanto complesso, perché bisogna trovare soprattutto le risorse economiche prima di tutto, e poi bisogna riuscire a metterle in pratica, a metterle in strada, e questo lo faccio solamente grazie a tutti i ragazzi che ci sono dietro a lavorare, a darmi una mano. Quindi un grazie veramente a loro. Quest'anno un ringraziamento va su Cittadella, perché Cittadella c'è fin dal primo anno dal campionato italiano, dove è stato sede d'arrivo, non ci hanno mai mancato del loro supporto, anzi alla fine vengono a darci un aiuto costante quando siamo veramente in emergenza, e quindi sono veramente contento che anche quest'anno torniamo con una partenza e un arrivo tutto per Cittadella con la Serenissima Gravel. E poi una cosa da ringraziare è sicuramente il comune d'arrivo di Bassano, anche se oggi non sono qui presenti, ma da sempre, dal 2020, sono al nostro fianco con noi, e soprattutto Colceresa, che l'abbiamo sempre nominato in tutti gli anni. È un comune veramente piccolo, ma che ci sta dando un grandissimo supporto fin dall'inizio, anzi dall'idea è venuta proprio dal vice sindaco di allora, e poi portata avanti dal sindaco di adesso, da tutta l'amministrazione. Abbiamo creato sulla Tisa qualche cosa di storico, anche se abbiamo poca storia, perché comunque sono solamente 5 anni che ci calpestiamo sopra queste pietre meravigliose che ci ricordano il nord. Quindi un grazie veramente a tutta la comunità di Colceresa, che ha dimostrato in tutti questi anni di capire quello che stiamo facendo, e soprattutto quello che stiamo costruendo sul muro della Tisa, che è un qualcosa di particolare,
e mi sento anche di dire unico, soprattutto in Italia, perché non l'ha mai fatto nessuno quello che stiamo facendo noi, avvicinandosi davvero tanto alle classiche del nord. Quindi un grazie a loro, e poi il Comune di Verona, come ho già detto, che ci ospita per la prima volta insieme a Vicenza. Hanno fatto questo scambio tra comuni per riuscire a fare un qualcosa di bello. Rivivremo il circuito delle Torricelle, questo grazie al sindaco Tommasi che l'ha fortemente voluto. Ci saranno anche le donne, quindi ci prepariamo una settimana, come piace chiamarla a noi, la settimana santa, ma sicuramente una settimana veneta, forse la più importante per quel che riguarda il ciclismo, e dove ci aspettiamo veramente tanta gente, tanta affluenza di pubblico su queste città meravigliose che abbiamo, come lo diceva prima Pella. Partiamo da dei comuni, dalle città che sono veramente bellissime, piene di storia e che sono ricche di ciclismo. Quindi un grazie a tutti loro e un grazie anche a Sandro Checchin, che oggi rappresenta la federazione, e la federazione, nonostante magari abbiamo avuto qualche confronto un po' acceso, però diciamo c'è sempre, dobbiamo ringraziarla, perché comunque è grazie a loro se portiamo il grande ciclismo qui. Quindi un grazie a loro. Io ti tolgo il lavoro, lascio la parola a Sandro Checchin. Grazie a Filippo Pozzato, grazie davvero. Allora, indirettamente annunciato, anzi forse direttamente annunciato da Filippo Pozzato, do il benvenuto a Sandro Checchin, consigliere federale della Federazione Ciclistica Italiana. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, ovviamente ho accettato molto volentieri l'invito, naturalmente non posso che avere anche l'onore e il piacere di portare il saluto di tutto il Consiglio federale, peraltro riunito domani in Sicilia, e del Presidente, ovviamente, Presidente Dagnoni. Avete già detto molto, io non posso che essere, come dire, onorato e anche felice di queste manifestazioni che nel frattempo stanno crescendo di qualità, perché state facendo un grande lavoro di squadra. Quindi a Filippo Pozzato e a tutti i suoi collaboratori credo che e spero che sia un complimento da riportare sul territorio, perché state facendo un lavoro di squadra, di promozione del territorio oltre che dell'attività sportiva, e grazie anche agli amministratori che vedo anche qui oggi presenti, a partire ovviamente da Regione Veneto, ma tutti i comuni che sono attraversati. So per esperienza diretta quanto è complicato fare anche l'amministratore e come dire, accettare manifestazioni come le nostre, che sono anche a volte impattanti sul territorio, però se fate questo significa, e in cuor mio sono felice, che riuscite a comprendere il grande valore di promozione che ha la nostra disciplina sportiva, perché il territorio veneto spesso è stato promosso dal ciclismo in maniera straordinaria. Abbiamo bellezze a tutti i livelli, e le immagini che vengono proiettate in larga parte del mondo queste lo possono che testimoniare. Quindi ecco, non posso che essere doppiamente contento di questa evoluzione. Permettetemi anche un'ultima considerazione. Se parliamo di lavoro di squadra, bisogna che anche le istituzioni sportive facciano squadra seriamente. Mi riferisco ovviamente al rapporto tra Federazione Ciclistica e Lega, e auspico per il futuro che ci sia una grande compenetrazione di buona volontà e di intenti, perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro. La Federazione ovviamente non può che avere l'occhio di riguardo sul ciclismo di base, quello giovanile, la Lega professionisti ha il ciclismo, quello della grande visibilità, in mano, e quindi insieme potremmo fare grandi cose. Mi auguro e spero che ci sia la volontà e anche l'intelligenza di capire questo particolare. Per il resto, un buon lavoro a tutti, buone corse, e grazie ovviamente a tutti gli amministratori che sostengono queste attività, i volontari che sono una quantità enorme, e ancora Filippo Pozzato, buon lavoro. Grazie Sandro Checchin, consigliere della Federazione Ciclistica Italiana. Allora continuiamo con i nostri relatori. Ho il piacere di annunciare la presenza del sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Per noi è un piacere essere qui. Io condivido quello che è stato detto, in particolar modo quando si parla di amministrazioni comunali. Cittadella da sempre
crede nel ciclismo, crede nel ciclismo a tutti i livelli, quindi dal ciclismo amatoriale fino ad arrivare al ciclismo quello un po' più importante. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Filippo e poi la PP Sport Events in vari eventi che sono stati organizzati, partendo da 2020, no? Un anno un po' tragico per tutta Italia, quando però Cittadella ha avuto il coraggio di essere il punto di arrivo del campionato italiano di ciclismo. Da lì è nata una collaborazione importantissima che ha visto il primo mondiale di gravel fatto a Cittadella, una partenza della tappa del Giro d'Italia e poi insomma le corse che vedete alle nostre spalle, di cui Cittadella vuole essere protagonista. Noi crediamo in tutto quello che è stato detto. Primo perché il ciclismo è uno sport che scorre nel sangue del popolo veneto, della gente veneta, è uno sport di fatica, è uno sport che rappresenta perfettamente quella che è il Veneto che nasce, lavora, fatica per arrivare ad un risultato. Il ciclismo ci rappresenta in maniera perfetta. E poi il modo di vedere il nostro territorio è bellissimo, non solo di Cittadella ma di tutto il Veneto in bicicletta è forse un modo diverso, ma è forse il modo migliore per vedere il nostro territorio, e quindi la promozione che parte dal ciclismo è una promozione importante che poi ritorna nel tempo. Collaboriamo con tante amministrazioni che sono poi insomma parte di queste gare, di queste corse, corse che permettono appunto di far crescere un interesse importante nel nostro territorio. Parlando della gravel, noi abbiamo avuto la fortuna di essere i primi a ospitare il mondiale di gravel, ci siamo accorti che il nostro territorio si presta perfettamente, avendo un bellissimo fiume che è il Brenta che corre nel nostro territorio, e quindi il poter vivere questo territorio non solo con le corse professionistiche ma poi anche con i turisti che poi si avvicinano al nostro territorio, soprattutto quelli che arrivano dal nord Europa, ecco, rende Cittadella un punto di attrazione, e poi il connubio naturalmente con le nostre mura, con la nostra storia, la nostra cultura, ecco, rende veramente il ciclismo il partner ideale della nostra promozione. Quindi io ringrazio la Regione Veneto di credere fortemente nel ciclismo, quindi il Presidente Zaia, il Presidente Ciambetti. Ringrazio anche però la PP Sport Events che crede in Cittadella perché comunque ci ritiene un partner affidabile nell'organizzazione di questi eventi. Quindi l'appuntamento insomma lo vedete alle nostre spalle, sono 5 giorni importanti, vi aspettiamo non solo a Cittadella insomma ma anche nelle altre parti del Veneto. Grazie. Grazie a Luca Pierobon, sindaco del Comune di Cittadella. Restiamo in tema di Comune di Cittadella. Ho il piacere di invitare sul palco l'assessore allo sport del Comune di Cittadella, Diego Galli. Ben ritrovato. Assessore, prima di incominciare questa conferenza stampa abbiamo riguardato assieme una sorta di galleria fotografica di quel campionato italiano 2020 che a lei è rimasto particolarmente impresso. Vinsero Filippo Ganna nella prova cronometro all'interno delle mura e giusto all'esterno vinse invece la prova in linea Giacomo Nizzolo. Sono emozioni forti. Esattamente. Sì, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo visto prima qualche foto, però io voglio partire da un cosa. Tu avevi detto nell'introduzione che il sogno della PP Sport è nato con il campionato d'Italia, bene, il campionato italiano. Bene, noi c'eravamo su quel campionato italiano e quindi sono ancora più orgoglioso io che di Pippo Pozzato, perché da là è nata proprio per noi una sinergia. Abbiamo cominciato a lavorare insieme e il nostro lavoro ci ha portato a fare dei grandissimi eventi, come ha già ricordato prima il sindaco, è inutile che le ripeta, ma soprattutto anche abbiamo diversificato, perché da quegli eventi con Pippo Pozzato abbiamo iniziato a fare anche la via di Carraresi, una ciclostorica a Cittadella, e vogliamo proprio da parte nostra come amministrazione fortemente voluta, e loro ci hanno abbracciato questo nostro progetto. Quindi con loro, Pippo, qua purtroppo sai che non hai scampo su questa manifestazione. Ecco. Quindi con loro è iniziato proprio un rapporto che va oltre a quello che è, diciamo, un attimo tutta la promozione del ciclismo, ma un ciclismo a 360 gradi come ricordavamo prima. Poi naturalmente il Veneto, io vedo la foto là, insomma, il Veneto è fonte di anche una grande economia nel lato del ciclismo. Abbiamo le migliori aziende nel Veneto, quindi diciamo tutto questo fa che anche l'economia sia promossa, diciamo, che sia incentivata. Nel dilettantismo e nell'amatoriale penso che sia una regione che spende tanto, è una regione che dà tanto
e soprattutto è anche una regione che è molto attenta a quello che può essere le due ruote. Ecco. Quindi questo va oltre a quello che possono essere le gare ciclistiche che noi abbiamo fatto. La promozione del nostro territorio è fondamentale, la promozione diciamo, dei vari comuni, di tutti qua, anche Colceresa, anche comuni che fin prima magari non si conoscevano, come ha detto People, la Tisa è diventata un punto cardine delle loro manifestazioni. Ecco, questo è credo la scoperta del nostro territorio sia fondamentale. Quindi non mi dilungo a dire tutte le gare che abbiamo fatto con grandissimo orgoglio anche da parte mia, come le ha già accennate il sindaco, per dire in bocca al lupo, continuate così, sai che Cittadella è sempre presente con voi. Ciao, arrivederci. Grazie anche per le belle parole da parte di Diego Galli, assessore allo sport del Comune di Cittadella. Adesso andiamo ad introdurre l'assessore alla cultura del Comune di Colceresa, che è un po' il cuore pulsante di una delle manifestazioni all'interno del sogno Ride Dreamland, e do il benvenuto a Martina Garzotto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io porto i saluti del sindaco Costa, che non ha potuto essere presente qua con noi. Che dire, è già stato detto tantissimo di questa manifestazione. Innanzitutto grazie a Filippo e grazie a tutti gli sponsor. Grazie di scegliere Colceresa. Colceresa è un territorio ricco di sentieri, ricco di buone e belle vedute, e questo è quello che vogliamo come comune valorizzare. Ci tengo a dire che come amministrazione stiamo anche lavorando perché Colceresa possa diventare un punto di riferimento per una mobilità lenta e sostenibile anche. Quindi teniamo in alto insomma il nome del ciclismo e cerchiamo di portarlo più avanti possibile. Un ringraziamento a tutti, buon ciclismo, buona gara a tutti i ciclisti e buona continuazione a tutti. Grazie davvero all'assessore alla cultura di Colceresa Martina Garzotto. A questo punto io voglio ringraziare il Consiglio regionale del Veneto, grazie a Roberto Ciambetti che è anche vicepresidente della Lega Ciclismo Professionistico, grazie a Roberto Bella che ci ha salutato via messaggio, grazie a Filippo Pozzato, CEO di PP Sport Events, grazie a Sandro Checchin, consigliere federale della Federazione Ciclistica Italiana, a Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, a Diego Galli, assessore allo sport dello stesso comune, cioè quello di Cittadella, e a Martina Garzotto appunto che ha appena parlato, assessore allo sport e cultura, l'assessore alla cultura di Colceresa. A questo punto l'appuntamento non può che essere, lo vedete alle mie spalle, quei 4 giorni fantastici, speriamo, dal 15 al 19 ottobre. Grazie.